L'M Servizi Gianicolo non paga dazio per lo scellerato avvio di gara contro l'Alitalia. Parte del merito è proprio del fenomeno in maglia numero 10, Luca Severini, vero e proprio faro della manovra dei biancorossi che entra in 3 delle 4 marcature del Gianicolo. Il trascinatore di Villari è tornato. Luca Severini, voto 8,5, ago della bilancia. Strano premiare un portiere in una sconfitta, ma la saracinesca umana chiamata Alberto Galassi, in arte Batman, tiene vivo un derby parando un rigore e respingendo di tutto e di più, compresi un paio di contropiedi, 3 contro 0. Abbiamo già un candidato al guanto d'oro. Alberto Galassi, voto 9, acchiappasogni. Il motore della sua squadra, è lui che si prende sulle spalle le responsabilità di trainare i suoi compagni con 2 reti pesantissime. Già dopo un minuto di gioco aveva siglato il vantaggio su punizione che manda fuori giri l'imponente difesa del Cotton Club. Federico Restivo, voto 8,5, gladiatore. Gol e 2 zampate decisive in occasione delle altre marcature della Venere in bikini. Che fosse un piazzato o un'accelerazione, un tiro o un dribbling, la San Giovannella non è mai riuscita a contenerlo come si deve. Quel che tocca diventa oro. Citofonare Blundo per spiegazioni. Marco Midulla, voto 8,5, Remida. Lui, l'uomo della serata, quello che decide lo scontro salvezza del girone A2 al Ciriaci. Presente in ogni azione della partita con qualità e quantità da vendere, segna 3 gol e fornisce l'assist a Van Haggelen. Ivan Camillozzi, voto 8, manna dal cielo.